Io vedo anche all'interno del nostro ospedale pazienti ricoverati non vaccinati, nonostante questo, nonostante abbiano avuto la polmonite, talvolta siano andati in rianimazione, quindi abbiano sentito sulla propria pelle l'importanza e la forza e la gravità della malattia. Sono ancora convinti della loro posizione. Questo è Irriducibili, veramente, sì, irriducibili. sono veramente irriducibili, come dice lei, è una cosa che lascia tutti noi perplessi e anche sconvolti, a dire la verità. Per i vertici della sanità padovana il peggio deve ancora arrivare. Il picco di contagi è atteso nelle prossime settimane. L'invito è sempre quello: correre a vaccinarsi, nella speranza che la terza dose di siero venga iniettata a quante più fasce d'età, altrimenti il Natale sarà a rischio. Come si è arrivati a questa situazione? Mascherine in giro poche, grandi affollamenti nei locali e questo purtroppo però, nonostante il vaccino, ha ancora degli effetti negativi e si vede, soprattutto anche perché, diciamolo, molte persone continuano a non essere vaccinate. Gli irriducibili della non vaccinazione, che responsabilità possono avere? Permettono e favoriscono la circolazione del virus, quindi il virus circola e circolando va a colpire le persone che in qualche maniera sono più debilitate e meno sanno rispondere. Quindi la vaccinazione per SARS-CoV-2 come per tutte le altre vaccinazioni è una vaccinazione che protegge l'individuo ma protegge la comunità. L'andamento dell'Italia, che è un paese che ha adottato il Green Pass, è di gran lunga diverso e migliore di quanto non sia quello di altri paesi europei che non l'hanno utilizzato.